Eccoci con Camilla Vigato che hai partecipato a questi primi 5 giorni del team Nord-Est. Com'è andata? Cosa ci racconti? Allora, è stata un'esperienza molto bella e formativa da tutti i punti di vista, soprattutto perché sono riuscita a legare con ragazzi che non sono soltanto della mia regione, perché io sono del Veneto, ma anche con il Trentino Alto Adige e anche il Friuli Venezia Giulia, quindi è stato un modo per legare al di fuori della regione, ma interregionale. E come diciamo che gli allenamenti sono stati strutturati sempre tutti insieme, abbiamo lavorato sempre tutti insieme, unendoci e dandoci la forza per andare avanti. Senti, ma visto che altri atleti guarderanno questa intervista, altri tecnici, ecco, dal punto di vista tecnico, qual è stato il beneficio? Beh, di sicuro abbiamo ripassato tutti gli aspetti, nel mio caso, dei salti, sia triplo che lungo, quindi salti d'estensione, partendo dal salto vero e proprio, dalle cose basilari come le andature per riuscire ad avere un ottimo salto, fino alle rincorse, passando anche per la pesistica e anche alla velocità, perché comunque la prima parte dei salti sono appunto la rincorsa. Poi dicono anche che dal punto di vista fisioterapico e medico avrete un seguito, sarete seguiti in maniera approfondita. Sì, siamo stati seguiti da 3 specialisti, da un medico dello sport, una dottoressa, da una dietista e da un fisioterapista che ci hanno appunto esaminato le nostre strutture dicendoci dove potevamo migliorare il nostro aspetto fisico. Obiettivo mondiale, obiettivo Olimpiadi. Beh, penso che sia il sogno di me, come tutti i ragazzi che ci sono alle mie spalle, e sarebbe veramente una cosa stupenda.